Portogruaro Calcio Femminile dà il benvenuto al presidente, dirigenti, squadre dell'Orvieto e tifosi al seguito. Penultima giornata di campionato di ritorno Serie C femminile, gara Portogruaro Orvieto. Arbitra l'incontro il signor Pasquetto, sezione AIA di Crema. Formazioni delle squadre che tra pochi istati scenderanno in campo. Orvieto, numero 1 Brandisma, numero 3 Romano, numero 4 Ferretti, numero 5 Paolo Rossi, numero 8 Vena, numero 9 Rossi Matilde, 13 Campanelli, 14 Libera, 18 Di Bella, 19 Antonelli, 20 Minutello. Riserve: numero 2 Romero, numero 6 Antonini, numero 7 Goretti, 10 Nenna, 11 Antimi, 12 Lucci, 15 Quattrone, 17 Provenzali. Portogruaro Calcio Femminile, numero 2 Gava Vittoria, numero 3 Desiatti, 4 Bigaran, 5 Di Leonardo, 6 Gava Carlotta, 9 Durigon, 10 Gasci, 11 Battagliotto, 12 Fontana, 19 Piovesan, 20 Furlanis. Riserve: allenatore signor Bisioli, numero 1 Papandrea, numero 8 De Fazio, numero 15 Nosella, 16 Lucchetta, 17 Piemonte, 18 Sovrano. A tutti voi buona partita e vinca il migliore. Prima dell'incontro verrà osservato un minuto di raccoglimento per i presenti, purtroppo nella loro proprio di chiamate. Signori e signori, vi prego di andare in silenzio. Grazie. Grazie a tutti. Benvenuti allo Stadio Mecche di Portogruaro, 29esima giornata, penultima della stagione regolare del campionato Serie C femminile. Portogruaro contro Orvieto, partita importantissima questa per le parti basse della classifica. Infatti il Portogruaro 13esimo in classifica, Orvieto 14esimo, in vista degli imminenti play-out, lo scontro importante per capire come si piazzeranno queste due formazioni. Tempestivamente Bigaran che poggia dietro sul Desiati. Dicevamo, a disposizione dei due allenatori ci sono, per quanto riguarda Orvieto, Romero, di Goretti, Nenna, Campanelli, Quattrone, Provenzano, l'allenatore Pettinelli Riccardo. Per quanto riguarda il Portogallo, sono in panchina Papandrea, Tollardo, Fazio, Polpatti, Nosello, Lucchetta, Piemonte e Sovrano. Guida del Portogallo, Vinigio Bisioli. Dicevamo, partita importante questa, giocano molto entrambe le squadre. Portogruaro all'ultima gara sarà impegnato in casa del centro storico delle Bosche Alta. Partita fondamentale, potrebbe essere gli out anticipato, ma prima le ragazze di mister Bisioli sono rimessi al dunque per il Portogruaro. In carica della rimessa Piovesan e Gasci per Guidon. Ora per Gasci, molto caldo quest'oggi al Mecchia, siamo attorno ai 27 gradi, anche se un forte evento, per come dirlo, disturba di tanto in tanto l'azione. Sulla sinistra Desiato, grossi mezzo deviato subito, caricano Furlanis e Desiato. Banderina alla destra di Inc, battuto corto, Desiati, quello su sinistra, proprio per prova il tiro,
sballato dalla difesa dello dietro. Attenzione perché potrebbe esserci un'occasione è importante la parte bassa della classifica. In casa delle Torviscosa, una molto importante. La secca, un gioco che deve a tutti i costi in mezzo della numero 6. Si può ma ancora dietro in possesso palla con prende adesso il Portugal un'attenzione pericoloso l'Orvieto forse in mezzo alla destra che sinistra sul calcio che ha una partita in cui vero caldo ha provato il centrocampo che uno Portugal adesso un bello che aggredisce altro su il esempio recupera palla si fa vedere Degna vedete sceglie di giocare con calma il pallone lo viene Bella di Santa, serie di figli, da dentro, pericoloso per Paolo Rossi, cerca la combinazione schermata, non tagliata, ma è ancora un dietro, grande percentuale di possesso palla, il lancio di batteria da Ferretti, prossima se ci pensa su poi vedete sulla sinistra non ci arriva per un pelo poi rincorre il pallone battuto riesce anche a tenerlo in campo questo un po' fuori dalla visuale della telecamera Battagliotto palla sul sinistro eccolo la palla le sfugge poi riparte Antonelli fascia di destra facilmente degno marcata da Leonardo altra palla in profondità chiuso poi il centrocampo a sostegno adesso obiettivo avanti Livella di Santa legge il pallone Desiati tocca spesso a sinistra Burlanis e Desiati adesso calcio d'angolo per Rossi molto basso la difesa del Portogallo conclusione dalla ora possesso palla Oswald con Ferretti che lancia sulla destra a cercare dietro su Rossi Burlanis su di lei non c'è fallo secondo l'arbitro quindi pallone in profondità per Antonelli contrasto ad alti livelli con Villanelli e poi Desiati trovando nessuno però con la casa maniera tutta dell'imprecisione da parte di Libera non riesce però a rilanciare l'azione dunque torna indietro a Desiati Figaranda avversario in un momento ci sono gol da segnalare quindi 0-0 anticipato il solito lancio lungo da parte della spezzata di Gashi Battagliotto quando il cross teso in mezzo allontanato dalla difesa che però non riesce
primato di questo scudetto. Votata dalla vittoria aritmetica con largo anticipo 5 giornate da adesso che può ingolarsi Furlanis sterza e rientra. C'erano i tre giocatori che tutta la sulla tre quarti. Yashi protegge il pallone, larga su Vittorio Gallo, perfetto il controllo, il rilancio, colpo di testa di Mintelli. Rimessa laterale per il Portogallo, se ne incarica Vittoria Gallo, Yashi, spalla alla porta, riballato il suo buon lavoro qui, ancora però Yashi in scivolata e poi dai ancora Arianna, non volare Arianna, Olos contro Dinardo, contrasto tra i due ma arriva benissimo Battaglione, riesce a magari con l'esterno, ma lunga per non rientrare nei play-out. Carlotta per Battagliotto, entra in area Battagliotto, siamo sulla fascia destra, buona chiusura per la ci prova adesso il porto Desiate a sinistra in combinazione con Furlanis, Battagliotto a destra, tutto corto l'angolo, arma il sinistro di Desiate, buona però la marcatura della partita, il buon controllo, può ripartire Bella di Santa. Anticipa il rimbalzo, Furlanis e Battagliotto sul pallone, serve subito poi Romano un po' di spazio davanti alla Paolo Rossi, il primo, Bella di Santa, il Ron sul pallone, si combatte e poi numero 2 nel primo tempo quando siamo al 20esimo qui lancio lungo e si ricorda spesso primo dribbling viene messa giù ed è la punizione naturale. Sì, un momento di calma della partita, piccole riunioni ideali per il piede destro sotto queste che sono un po' le 5 sorelle della dietro a 18 punti, dunque per le Umbre servirebbe una vittoria per raggiungere le granate. Torniamo in diretta, ma Furlanis, palla deviata dalla barriera, c'è anche il tocco di calcio d'angolo. Tiri anche dalla bandiera, si prepara però il solito schema con Desiati, vedremo cosa decide, si allontana Desiati, va Furlanis direttamente in mezzo, non c'è nessuno però è forte Guaro che la posizione avanzata per il porto, Yashi numero, dalla dentro, ci pensa su Paolo Rossi un po' in difficoltà qui, Curigon protegge, deve essere laterale, in questo momento. Sul pallone prova il cross, invia l'Orvieto, Bella di Santa non riesce però al Rocco di Trieste dove la Triestina affronta il Leboschi. Mi servirebbe che il Leboschi non vincesse per potersi poi presentare in terra fiorentina la settimana prossima e puntare almeno al 12° posto che permetterebbe di usufruire del fattore campo nel imminente questa da parte del pubblico un po' più avanti della zona di arbitro! È giusto! 5 metri più indietro! Più avanti! parte il cross di Mintelli con la in profondità blocca
è pressata da Desiati, quindi Ferretti sceglie il lancio lungo per Antonelli che sfugge alla battuta di Frega, poi torna sul pallone, lo riconquista, forse si combatte molto piacere qui da parte di Rossi, in contropiede Battagliotto, uno contro uno con Romano, Battagliotto un po' lunga, siamo in aria, limite dell'area piccola, Battagliotto, doppio gioco di Suola e poi ha stoppato Battagliotto. Entrate forte che voi! Bene di Santa, buon rispettante di questo periodo, come gestisce all'indietro, pressione di Gasci. Furlanis, in posizione avanzata, controlla il pallone sull'estrema sinistra, va sul sinistro, prova il traversone, palla che esce naturalmente, caldo quasi balneare del Mecchia, questo caldo anzitempo. Aspetti ancora. Carlotta Gabri, un enorme pallone, c'è questo, Paolo Rossi su di lei, buono tocco per Di Bella di Santa, attenzione. Vieto che arriva al limite dell'area, Gava su di lei, Carlotta Gava, il corpo, conquista, è già ripartita l'azione di Leonardo, lancio diagonale, cercava Battagliotto, se ne oltre il cerchio di centrocampo, Milani si avanza sulla sinistra, Desiati servita in questo momento, qualche metro per Desiati che prova a affrontare il Nutello insieme a quella di Gio non venisse considerata, ma noi il dovere di cronaca la accettare. Liberando, prima di lei però era arrivata Campanello, Ferretti, Minutello torna da Ferretti, spesso ricorre a lanci lunghi l'Orvieto perché le fonti di gioco in particolare in Minutello a destra sono marcate, quindi spesso avanza con la palla alla ascoltando uno contro uno, si riempie l'altro, 4 giocatrici dell'Orvieto, queste Antonello sul pallone anche Frega. Dai che fallo, dai che fallo! Possesso palla insistito da parte dell'Orvieto che non Anche palle di capo. quello ritorna in cerchio di Cesana. Ecco il lancio lungo a cercare Battagliotto. Uscito però la numero 11 Romano, Battagliotto la meglio. Battagliotto, Furlanis, Gasci, Desiati, Di Leonardo, arrivano di Garana, dopo il corto da parte di Carlotta Gava per Battagliotto. Estremo limite destro, nel frattempo calcio qui in mezzo, rinviato dalla difesa dell'Orvieto. Lato comodo dell'area di rigore, battuta velocemente questa rimessa laterale con Coresan sul rimpallo, Paolo Rossi spazza via. Veglia controlla bene qui, può servire Antonelli, Vittoria Gara, attenta al lancio, poi per Gasci forse posizione di offside, rientra da parte di Gasci. È partita come potevamo immaginarcelo, molto bloccata. Vittoria Gara. Di Bella di Santa, Carlotta Gava per Paolo Rossi. Modello che lascia in questo frangente il pallino del gioco all'Orvieto, che però vedete avanzando con fatica trovare spazio. Non è fallo! L'ha cercato Antonelli.
laterale di Rigoglio, un po' di difficoltà qui, deve ricorrere a una scivolata. Romano, con testa, Rossi, il corridoio per Libera. Si propone a destra Minutello, cerca Antonelli in alta, Libera aspetta perché non è un po' di gioco. Minutello in mezzo, palla fuori. Al 38esimo, ora 39esimo del primo tempo. Piovesano, Gasci, perché c'è il pallone in profondità, cercava, recupererebbe una posizione, un punteggio su questa, e in vantaggio invece a destra, fuori con le vostre, e questa è una cattiva livello di Santa fuori l'Orvieto, Vegna, Libera, attenzione, si distende Minutello sulla destra, Antonelli, finta e poi sinistra, all'indietro, sbaglia Libera, possesso sull'onda dell'Orvieto, poi Vigara, insiste sulla destra, quello con i desiati, finta, controfinta, non si riesce a crossare, il rimpallo, ricordiamo le passate. Con il traversone dopo il design, attenzione prova a insistere adesso l'Orvieto finta su Fudanis, avanza ecco il traversone, colpo di testa di Gasci, ma ancora con la numero 14 Campanelli spazza via. Siamo agli sgoccioli fino a questo primo tempo, molto tanto, partita non bella, non spettacolare, molto tesa. Stendersi adesso Rossi, lancio dentro, di Santa, diciamo che arriva il pallone, ma più pesante, arriva prima, rimessa laterale per l'Orvieto in posizione, adesso sarà ancora rimessa laterale, Paolo Rossi che lascia la battuta. Colpo di testa, poi Battagliotto, spazza Ferretti, tiro più grande oltre che ci si gioca a morte. Io esatto, il primo tempo per entrambe le formazioni potrebbe dare un grande vantaggio. Io esatto, spazio per il lancio che parte, non trova nessuna delle due compagne, né Battagliotto né Furlanis. È chiaro che qui serve un episodio, serve un episodio per sbloccare questo scontro, questo match. Ecco qua, il minuto di recupero, come si immaginava, recupero piuttosto ridotto. Ferretti, Paolo Rossi, fermato tutto l'arbitro. Questa probabilmente sarà l'ultima occasione del tempo, parte il cross, Minutello nel mezzo, tocca nessuno, anzi si cerca di iniziare Portoguarese, calcio. Tutto pronto? 5 giocatrici dello dietro nell'area, Granata! Corto, e riesce ad allontanare il giocatore su questo. Bene, termina il primo tempo, risultato di parità. Per quanto riguarda il Portogruaro, il collega di Greta Picardo 0-0 al 20° del
Ritorna il calcio in rosa. Ogni giovedì alle ore 21:30 in esclusiva su Media 24 canale 77 la sintesi delle gare di campionato Serie C femminile girone B nazionale. Il calcio in rosa è su Media 24. Io ho rimballato questa prima grande occasione, quando la partita è già cominciata da 1 minuto e mezzo. Battagliocchi, la destra, dove va a rientrare, il pallone sul sinistro. Guarda la Jesina, attenzione pericolosa qui con Venia, tocca ad allargare su Antonelli. Tonelli con la conclusione centrale. Che Romano, Ferretti, Paolo Rossi, Venia, Rossi, Matilde, Campanelli libera, di Bella di Sant'Antonelli. Ora in avanti col e poi diremo anche in Portogallo, cross di Antonelli, pallone pericoloso, inviato da Milano. Desiato palla. Ancora la numero 3 serie di rimpalli e poi Venia numero su in arrivo probabilmente un cartellino, siamo lì sceglie di far correre in questo caso Pasquetta, si poteva stare qui la munizione. Attenzione, battuto velocemente per affidare il pallone, si guarda attorno, poi lancia per Antonelli che appunto è fuori dalla visuale, cross molto ampio, colpisce in testa di Bella di Sant'Antonelli, ora Durigon può rilanciare, in anticipo Romano su Battagliotto, su lei, Furlans. Si allarga Battagliotto, la palla è per lei, in mezzo il cross, guarda il Battagliotto di bianco, di Garan recuperato, di Garan, Carlotta Gava, sale lei, Durigon, scambio con Gava, buona palla, Gava in dentro per Furlans, fermata la difesa, Furlans ancora, questa è una buona occasione, resistere da parte del Costuaro, una percussione da parte di Carlotta Gava. Vediamo. Va Carlotta Gava, che non perfetta, e poi questa è la prima.
del match. Quando siamo al quinto minuto, Carlotta Gava dal limite. Non perfetta all'andata sua sorella Vittoria aveva timbrato durante il gioco di parole la vittoria per il Portogallo. Ora Furlanis su Ferretti. Cerca di eludere la numero 20 di Granata, ma deve concedere. Tutto su Gasci. Tutto però difesa da 4-1 del Crocione. Uno del Venezia sulle Venezia ma del Gillone. Lancia così come la parte 0-0, ma attenzione adesso l'Orvieto, non un minuto, ma un minutello. Cross interessante sulla portiere, è stato di Dilenato che ha messo in calcio d'angolo. Corner quindi per l'Orvieto nella zona che come sempre c'è un pilastro in mezzo. Si prepara dunque l'Orvieto, Portogallo che marca zona, parte il traversone in mezzo, attenzione il colpo di testa, prova da parte del Portogallo. 4 giocatrici del Orvieto non si può, parte il traversone colpo di testa di Guridon, sarà ancora calcio d'angolo. Paolo Rossi. Ecco il cross che parte. Colpo di testa di Belsa. Finisce fuori. Battuto corto adesso. Carlotta Gava. Dio Vesano. Si fa vedere Guridon. Risultato cambia, Portogallo 0-0. Cerca di centrocampo, Antonelli, si circolare il pallone, troppo lungo, davanti, Garani prova si fa sentire anche un po' di stanchezza di situazione, però al Orvieto con il controllo e tiro da parte di Romano su Carlotta Gava, ancora Romano con il cross in mezzo, Fontana blocca, prova Furlanis, arriva per prima ma deve superare il Fugativo, in mezzo c'è Furlanis in area, Furlanis in mezzo, ma c'è ancora il porto in avanti, Battagliotto sfida Romano, la palla le rimane sul piede, Battagliotto cerca spazio, Battagliotto insiste in area, Battagliotto anzi Carlotta Gava 2 volte con il colpo di testa, ci prova l'Orvieto, libera, Venia, attenzione di Bella di Santa, il suo sinistro, finisce alto.
che comincia ad affiorare. Primo caldo, si sente sempre più degli altri episodi. Abbiamo bordo campo con il tratino. E diamo qualche parziale perché ed è il momento, sì, con il break per le due squadre. Vista l'interruzione, ne approfittano per dissetarsi alla fine delle Cambio, gioco. Sergio con la 19, Portani, e Piero Adesso scende con il cambio dunque nel Portogallo e si risistema. Polpatti quindi farà da difenditrice insieme a Carolina a sinistra, Desiati a destra, facciamo provare il Portogallo. Va dentro. Fulani Sinare si gira. Si è sistemata Fornanis, era attorno alla lunetta dell'area, alle parole su destra, esclusione un poco fuori alla destra di occasione, insomma il realismo per il opponente, la seconda occasione. Questo secondo Di Leonardo gestisce Di Grande. Stavolta andrà al prossimo. Ecco Gava, cross che arriva, Ferretti, Desiati al limite, spazza via la parola dietro. Ecco Polpatti nell'area di Gava. Non si propone nessuno per la destra, quindi Gava va il cross direttamente. L'Orvietto, Vegna di Santo, sul suo tre quarti, buono lo stop qui di Gava. Sale lei. Questo battagliotto deve provare a penetrare, Gava, calcio in direzione, potrebbe essere uscito, cartellino. L'Orvieto e la numero 8 e la numero 3. Esce Romano, Esce Romano, ed entra Goretti quindi per Romano, quando siamo al diffuso. Grande Asci, battagliotto, Desiati, Romani Signare parte in traversone. Gol annullato. Ma di chi? Ma ha giocato il portiere. Ma l'ha dato dire! Corriamo! Gasci in profondità, con testa in anticipo di Antonelli che concede un'altra rimessa, ma sempre il numero 10. Si propone Di Leonardo in mezzo, ecco la servita. Di Leonardo ferma. Il balzo col fatto. Attinge bene, poi però torna su di lei. Si deve essere stato un problema qui per Goretti. Sentiamo dalla nostra postazione le urla di essere qualcosa di personale della Croce Rossa. Ha pareggiato la squadra di mister Benissano, che dunque sfrutta il fattore campo per una volta ci avanzate con Un applauso grazie. Cambio. L'Orvieto 17 con la 8. Ok, l'ho visto. 4 da questa pausa forzata.
È pronta Carlotta Gava, ecco il cross. A cercare Battagliotto, colpo di testa, lascia il volo. Troppo alto. Il pallone e partita sventola in mezzo, Livia Ferretti arriva a Durigonna, limite, Desiati, controlla bene, Paolo Rossi lì nelle vicinanze, cambio che si collesa, attenzione, Antonelli va sul fondo, cross, anticipa addirittura Fontana, Desiati, Vittoria Gatti, Durigonna, Portogallo che riparte, poche giocatrici però va a servire, Mario Di Leonardo va con il lancio lungo, Battagliotto stoppa, controlla bene ma non riesce a servire, Fulano per la classe lunga, entrambi i gol pesanti, in quel frangente aveva aperto la sfida come qui a Tecche, adesso Di Bella di Santo, Paolo Rossi, palla di ritorno per Di Santo. Va fino in fondo e non conquista nemmeno calcio d'angolo. Buona. Facciamo un applauso di questa ragazza che auguriamo le cose migliori. Di Leonardo. Desiati, controlla, Gasci in anticipo. Buono il numero. Supera il numero 14 Campanelli. Poi torna Numero 15 con la 9 al posto. Nutella Lecce Giulio. Negli ultimi 10 minuti di questa partita, più recupero, va a posizionarsi come centrale di destra. Attenzione all'Orvieto però adesso che avanza. Minutello, che è troppo strozzato. Igaran controlla. Non è ancora Orvieto. Campanelli all'indietro per Libera Di Bella di Sante, Minutello con aggressione, può avanzare, Minutello si passi al limite, la palla sul sinistro, il tocco al centro, protegge e conclude la controlla, attenzione, grandissimo mischio, anche Paolo Rossi poi allontana Desiati. Da Minutello a 4. Qui della guardia di Leonardo, calcio di inizio per Orvieto in posizione 23. Può disegnare traiettorie pericolose. Continua il cross di Libera in mezzo. Fontana qui blocca il cross. Il Bella di Santa proteggiata da Vittorio Gava, ritorna da Minutello, gestisce in questo finale il pallone l'Orvieto. Anche questo. Che era intervenuta su Ferretti, calcio di punizione per Orvieto. I primi 20 minuti del secondo tempo dalle parti Desiati va ancora una volta in profondità, anticipo di Minutello, va a proseguire, c'è un fallo proseguire, Desiati per Furlanis al limite, Furlanis si gira, Furlanis non trova nessuno sulla seconda gara, che sinistra su prima dentro, si ritrova Furlanis e pallone è uno spiovere, ora o da falli o da interruzioni del gioco.
Antonelli che ha abbassato di molto il proprio raggio d'azione, palla buona per Vela di Santa, sfida Vittoria Gava che con il attacco riesce a lottare quella di Vela di Santa. Modello guadagna qualche metro, il tocco per Quattrone, combatte con Gassi, gli ruba la sfera, qualche metro sulla destra, poi il cross nel mezzo, Rosella e Rossi, per fortuna non ci sono conseguenze, quasi piuttosto convulsa qui della gara. Vediamo se Rosella spazio, Rosella, ci sono Gasci e Forlani in mezzo, il cross, Battagliotto in area, ce l'ha sul sinistro la palla di ma sarà rimessa la tenata di Il numero 1 di Chiesa ed è Celanove. stavolta sì. Il numero Degna e Rita Anti, anche nel poco la 7 con la Arriva il momento di cattivo per Rutto, Garan, prestazione comunque positiva la sua, al momento del campo in sostanza. Ma sempre attenzione qui Battagliotto, lotta e riesce a tenere in campo il pallone, piccola incomprensione tra Ilche e Ferretti, ma Orlando giocatrice comunque retrocede da libero. Attenzione di Bella di Santa, ricevuto dalla neoentrata Nemi, Minutello, cross, troppo lungo per tutti, arriva Vittoria Gava, domestica il pallone, Carlotta Gava, protegge, gesti di disappunto da parte della tifoseria granata, poi del centrocampo batterà in mezzo Ilke, presa stavolta sicura, non come nell'occasione. 5 minuti di recupero, ripeto, 5. Di Bella di Santa si fa sentire Vittoria Gava, palla indietro poi palla avanti, sta facendo buona guardia col fatto su 4, rilancio nella zona dove c'è soltanto Antonelli, precisa Antonelli, permette a sono già andati via 2 minuti di questo recupero, siamo ancora su questo battaglio di la palla dentro. Questo scontro salvezza, Ulanis nel mezzo, Rossi, calcio d'angolo sulla resta nell'area dell'Orvieto è pronta Desiati, andrà con il suo sinistro rientrato, batte il cross, Gramucchio in mezzo, prova Gasci, non trova la sfera, si mira con le scatole sulle porte. Come Chiellini forzato. Lancio a Rigo nella zona dove c'è di Villa di Santa, tocca Desiati, poi Volpatti, qualche problema con il rimbalzo ma riesce a servire sventaglia per Battagliotto, line stop, Battagliotto libera, scusate, no, Furlani si è fermata, poi da Gava dentro, blocca con le mani Gasci, spizzata dell'Orvieto, 2 secondi di partita a parte il corso di batti ribatti che non si risolve ancora, poi allontana Manis con il destro,
Vittoria Cava, con le mani in aria, guarda in aria, spazza via l'Orvieto e qui arriva. La vittoria della squadra superiore